Social housing, un termine inglese che significa edilizia sociale, alloggi quindi che dovrebbero essere stanziati alle famiglie disagiate. E sarà proprio questo il futuro dell'ex consorzio agrario di Treviso. Il primo tassello è stato posto oggi con l'incontro tra Regione, Comune e Ater. Un vertice per cercare di capire quali saranno le esigenze di riqualificazione urbanistica della zona e per avviare un dialogo sul futuro dello stabile lasciato al degrado. Un bene di proprietà della Regione che dovrebbe essere venduto per problemi di bilancio, ma che prima di essere messo all'asta per 8 milioni di euro potrebbe essere utilizzato dal Comune per costruire alloggi. Abbiamo parlato del fatto che abbiamo dei contenitori che possono essere utilizzati, che sono appunto la caserma Piave, il consorzio agrario, c'è questa volontà comune di trovare una soluzione, una riqualificazione, quindi dire sarà questo, se ne faranno 100 o sarà solo questo è assolutamente prematuro. Diciamo che abbiamo la volontà ferma di creare degli alloggi per appunto il social housing. Un'opportunità che il Comune di Treviso vuole sfruttare, anche se Cassugana non avrà la possibilità di comprare l'edificio. Oggi il primo passo, è un fischio d'inizio per un progetto di concertazione per risolvere veramente un'emergenza che non è avvertita solo da noi, è avvertita anche dall'Ater, anche dalla Regione. L'emergenza a casa è effettivamente un gran problema. Intanto, per far fronte all'emergenza abitativa, la Regione ha stanziato 1,8 milioni di euro per la manutenzione di 200 alloggi dell'Ater Sfitti in provincia, un progetto per dare casa alle famiglie disagiate che al momento sono in graduatoria. Questo ci permetterà nel giro, io penso al massimo un anno, di mettere a disposizione circa 1500 alloggi in tutto il Veneto per coloro che sono in graduatoria e che aspettano una risposta dal punto di vista abitativo.